Da oggi le discariche sono aperte, lo comunica il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e l'assessore all'energia Vania Contraffatto. È stata emessa infatti dal presidente della regione una nuova ordinanza sulla base dell'intesa raggiunta tra Regione e Ministero dell'Ambiente, siglata dal ministro Galletti. Intanto però gli autocompattatori sono rimasti incolonnati lungo la contrada Matarana praticamente per 2 giorni. Oggi, anche a Siculiana, come nelle discariche di tutta la Sicilia, la riapertura dei cancelli e il conferimento dei rifiuti. Però è una giornata festiva e dunque la raccolta è praticamente sospesa. È ripresa soltanto ad Agrigento perché nel capoluogo le imprese hanno l'obbligo di effettuare la raccolta se il festivo è infrasettimanale. Molti sindaci dell'Agrigentino, fra cui quelli di Canichetti e Licata, nel frattempo avevano però invitato i propri concittadini a non depositare rifiuti fino a nuove disposizioni. E sul web si grida allo scandalo. Ecco come si presentava ieri pomeriggio via Atenea, salotto buono di Agrigento, immortalata dall'ex consigliere comunale Marcello La Scala. Proprio lui 2 anni fa diede vita ad una singolare iniziativa. La Scala raccolse la spazzatura della via Atenea. L'abbandono selvaggio dei rifiuti è uno dei problemi della città che non risparmia neanche luoghi di interesse turistico. Sempre La Scala documenta come si presentava all'ingresso della casa natale di Luigi Pirandello, anche lì sacchetti di spazzatura accantonati ed abbandonati. E torna a bacchettare il governo regionale l'assessore di Agrigento Mimmo Fontana, che in una nota scrive: ancora una volta le nostre città finiscono per pagare il prezzo della inefficienza di una regione che ormai non riesce più a governare il settore dei rifiuti. Ed ancora sottolinea Fontana: per tornare alla normalità con lo smaltimento dei rifiuti rimasti sulle strade occorreranno 2 giorni.